amici bellini, ho fatto bene ad aspettare, perché è uscita la notizia Marianucci. Ucci, sento odore di Marianucci, ma sento anche un altro odore. Poi c'è stato un po' di Europa League di cui parlare, cominciamo. E chiedervi scusa per il ritardo, però veramente avevo pensato non c'è molto da dire, possiamo parlare del caso Julián Álvarez, tutta una serie di cose, ma in realtà la notizia esce, di conseguenza diamo il benvenuto a Silvio Massaro, che invece profuma di Milan perché è Silvio e Massaro, ma comunque noi andiamo per la nostra strada. Benvenuti a tutti, lasciate un like perché questa notizia, voce, poi le voci di Solette, le voci eccetera eccetera, questa è una voce un po' più densa e andiamo a capire il perché. Io subito, la prima cosa che faccio quando esce la notizia, mi sposto e vado a vedere, e andiamo a vedere Luca Marianucci. Io ho visto zero, proprio zero, il gol sul rigore, quindi personalità sicuramente, 20 anni, quindi già voi potete capire una cosa, quello che vi ho sempre ripetuto, cioè che il Napoli ogni anno piazza almeno un colpo che sia under, che non ti occupa liste, il discorso delle liste, e fa un tentativo. Se ti va bene, se non ti va bene, non ti va bene. Kvara ti va bene, Nathan ti va meno bene, Rafa Marin non ti è andato bene, e insomma ci provi e così. Però rispetto a Comuz che te ne chiedono 40, qua si parla di 9 milioni, quindi siamo molto più nei parametri, e ci siamo. E notizia rimbalzata nell'ordine, Matteo Moretto, quindi Fabrizio Romano. Lo ha detto anche il nostro Pedullà, di conseguenza è una cosa più che plausibile, e diventa molto più che plausibile, io direi che è praticamente fatta, quando scorro e leggo procuratore Marat. E voi lo sapete di chi si tratta, lo sapete benissimo di chi si tratta. Di chi si tratta? Chi è il procuratore di Luca Ranieri, di Di Lorenzo, di Pio Esposito, di Zaccagni? A proposito di Zaccagni, secondo me c'era un rosso incredibile per Zaccagni, per fallo subito da Zaccagni. La Lazio passa, la Roma no, ma adesso ne parleremo a chiusura video, tanto a voi interessa il mercato del Napoli, lo so, quindi lasciate il like senza problemi. È suo, ragazzi, è Giuffri, difensore di Giuffri. Che fai la conta come una mattina quando ti svegli e sei reduce da un disastro, da una cosa non preventivata, e hai perso, è come se avessi perso 6, 7, 8 pedine, 5, 6, 7 navi, 6, 7, 8 dipendenti. Non so altro. Onestamente non so da quanto tempo insomma è sotto la sua tutela, perché il ragazzo è giovanissimo e non sappiamo niente di niente, però sappiamo che se poi molto spesso questi rapporti, queste cose si creano, e speriamo bene, perché poi al di là del personaggio che io non amo, non adoro, non apprezzo, e lo posso dire da quella vente perché non ho nessun rapporto, non chiamo, non ho nessuna notizia in esclusiva. Una cosa in esclusiva ve la dico dopo, ma riguarda la Roma e Ranieri, però tant'è, non mi fa piacere tantissimo il personaggio, invece al Napoli evidentemente fa piacere, e i rapporti si continuano, si installano, si sono installati. Con Di Lorenzo tutto a posto, con altri un poco meno. Poi sappiamo che lui dice io poi racconto balle ai miei giocatori, non gli racconto delle cose, gli tengo anche celate delle trattative. Insomma, il personaggio lo conosciamo benissimo e cerchiamo di non pensarci. Speriamo semplicemente che il giocatore sia valido, perché è un giovanissimo che si sta imponendo in questo finale di stagione, è un difensore centrale, penso che possa fare il braccetto. Qui su Transfermarkt lo porta anche mediano, possibilmente mediano. Lo vedete, io non farò finta, non vi dirò balle che ho guardato tutte le partite dell'Empoli e conosco Marianucci. No, tengo l'idea, tengo solamente presente il rigore contro la Juve, e c'era il fallo, mi pare, col Milan se non sbaglio, ma tant'è, questa è la soluzione. E insomma ci terremo aggiornati al riguardo, e fa piacere se il Napoli si sta cominciando a muovere, perché è un discorso da fare e dobbiamo svecchiare, dobbiamo
capire perché in questi giorni si è parlato anche di un ulteriore rinnovo per Juan Jesus. Non è possibile, non è pensabile, devi cominciare a programmare per il futuro e su questo non c'è dubbio. Prima di arrivare a parlare poi delle situazioni Anghissà, Neres, eccetera, eccetera, che ci sono degli sviluppi, io stavo guardando, insomma, l'Europa League e sì, un sacco di visualizzazioni negli ultimi giorni, certo, perché ho creato il panico con Thuram. Ed è successo questo. Che cosa gli dà? Che cosa... A Vindeiro. Non si capisce bene, ma quello che è certo è che il video non è disponibile nella tua zona, non dire balle, per questo ne parliamo. No, è che Ranieri, signori, si sa, adesso si sta parlando di Gasperini in ottica Roma, ma Ranieri sta lì a fare quello che ha normalizzato la situazione della Roma. Ci tenevano assai ad andare avanti in Europa League, ma non ci riescono. Athletic ovviamente più forte, ma partita molto condizionata dal pur bravo Hummels che sbaglia un passaggio orizzontale gravissimo e poi falcia un attaccante che stava andando verso la porta praticamente da ultimo uomo. L'espulsione è discutibile, qualcuno dice anche ma prende la palla. No, prende la palla no, non prende la palla, prende il giocatore. Poi si può discutere, magari un Mancini avrebbe potuto recuperare, c'era tanto spazio prima di arrivare a Svilar, questo si può discutere. Però siamo nell'epoca in cui riesco a collegare tutto, guardate, fatemi i complimenti perché riesco a collegare. Siamo nell'epoca in cui anche le cose chiare, proprio che si vedono in 4D, in 4K più che altro, in 3D ma in 4K, la gente non lo accetta, cioè dicono il falso. Io vedo un'immagine come quella di Alvarez che purtroppo colpisce il pallone 2 volte, perché inciampando, forse 3 volte, perché scivolando sul punto d'appoggio, ovviamente, prendiamo quale, il momento in cui appoggia il sinistro, scivola sul terreno e già col sinistro tocca leggermente il pallone, poi lui tira con il destro e nel momento in cui tira c'è secondo me il terzo tocco sul pallone che poi fa schizzare il pallone sotto la traversa. Questo rigore da regolamento ovviamente, e poi una regola su cui discutiamo sulla regola, ma non sul fatto che questo rigore non era comunque regolare. Sfortunatissimo, perché non è ovviamente volontario che tu fai questa cosa per ingannare il portiere, assolutamente no, ma X era tempestata di tifosi di tutto il mondo, compreso Biasin, che dice non è chiaro, uno lo vede, più lo rivede, non è chiarissimo. No, è chiaro, è chiarissimo, si vede benissimo, si vede. Quindi se volete discutere la regola, discutiamo la regola, ma discutere che non si capisce bene, no, state dicendo il falso e quindi non ne usciamo più mai. Cioè, se gli episodi grigi come il fallo di mano sempre dell'Atletico, che si può discutere se è congruo che lui lo fa involontariamente, ma tu da tifoso del Real Madrid potresti anche dire quello mi sposta il pallone con la mano e ci sta il rigore. Lì gli episodi grigi, ok, a seconda della sciarpa facciamo pendere la bilancia, ma quando si vede, che cacchio, e viene cacciato fuori un episodio che non si vede di Bacca con il Milan che fece un gol del genere. Qualcuno ha ripostato il gol di Messi con la nazionale dove anche tocca il piede d'appoggio. E insomma, le risposte a questo video potete immaginare, solo i milanisti che insultano DAZN, cioè nessuno si interessa del fatto calcistico. Se toccano la tua squadra, se toccano un tuo calciatore anche di 10 anni fa, insulti a gogo eccetera eccetera, perché purtroppo il calcio è così e non c'è niente da fare. Quindi la mia esclusiva, che non è un'esclusiva, ma lo sfizio è che Ranieri, mentre sta cercando di portare avanti questa stagione, probabilmente, sai, sta anche corteggiando il mister Valverde. Potrebbe essere che si possano interessare a questa cosa. Ci chiamami tu. Ovviamente dobbiamo sempre chiedere al Manchester United e al Chelsea, perché quando succedono queste cose, noi l'abbiamo visto con Dorgu e Conte, qualcuno si può inserire, come si potrebbero inserire per Marianucci il Borussia Dortmund. E mi ricollego incredibilmente al mercato, perché leggevo di Moretto che anche il Borussia Dortmund era interessato a Mariano. Si sono arrubati il mio video. Chiaro, io per questo ci ho messo la filagrana. Se lo volete utilizzare, lo dovete utilizzare con la filagrana, anche se non è che l'ho creato io il video, stava così su Paramount Plus, si vedeva. Quindi questo è. Altre notizie. Il Napoli segue da più di un anno Gutiérrez del Girona, ce lo ricordiamo questa cosa qua, giocatore del Girona.
ma il Real Madrid vanta una recompra, ma il Napoli ha monitorato le sue gare, forte idea. Si è parlato in questi giorni di nuovo anche di Zegrova, e nel finalissimo oggi abbiamo saputo che il Camerun veramente convoca o vuole convocare Anguissa, infortunato, roba che io avevo detto, perché se non vi siete visti il video di ieri è chiaro che non lo sapete, ma ve l'avevo detto già ieri che il discorso purtroppo... Ecco perché anche quando non ci sono notizie particolari, voi il video cliccatelo, qualcosa può sempre succedere, e qualcosa magari uno la anticipa anche involontariamente e poi se ne parla il giorno dopo e avesse a fa ubissi il secondo video uguale, e non lo faccio perché non me la sento. Però questa è la situazione. Insomma, sta giocando Garnacho, che non ci interessa più probabilmente, però me lo andrei a vedere perché ho visto una lunga intervista a Radcliffe fatta da Gary Neville, molto interessante sulla situazione del Manchester United. Magari poi approfondiamo anche questo, perché anche i ricchi piangono. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio. Qualcosa l'avrò saltata di importante, ma me la dite voi nei commenti.